Un'edizione importante è anche quella di Vinitaly 2017, Assessore, presentata oggi. È un'edizione record di cui credo l'ERSA, Promoturismo, la Regione stessa, ma soprattutto la filiera vitivinicola debba andare orgogliosa. 106 aziende presenti nella collettiva organizzata dalla Regione, oltre 200 aziende friulane e regionali presenti a Raviarona. Quindi un risultato in termini di presenza importante, ma credo anche in termini di offerta, non solo vitivinicola, ma anche di iniziative che andranno a spiegare le scelte che in questi mesi il settore e la filiera ha fatto. Lei ha parlato di un comparto vitivinicolo in espansione. Beh, io ho parlato di opportunità da gestire, nel senso che credo che abbiamo un comparto che fa segnare un più 53% di export negli ultimi 5 anni, che continua a crescere, è la regione che ha la più alta richiesta di nuove autorizzazioni di impianto di vigneto, è la regione che ha fatto delle scelte importanti con la DOC Friuli e anche con la DOC internazionale del Pinot Grigio, quindi siamo anche un po' punto di riferimento, abbiamo l'occhio dell'intero paese su di noi, credo che siamo a un punto di svolta, sono opportunità da gestire, ma insomma, ci sono anche delle positività che sono incontrovertibili e sono assolutamente importanti. Lei ha parlato anche dell'importanza di una filiera unita per ottenere dei risultati. Io uso sempre un po' questa battuta, 1 anno e mezzo fa quando ci siamo incontrati seduti attorno a un tavolo e di fronte avevamo l'opportunità e la speranza della DOC Friuli che attendeva da 40 anni, della DOC del Pinot Grigio che doveva mettere insieme le aspettative di 3 regioni e ci dicevamo in 1 anno e mezzo sarà quasi impossibile. Registriamo oggi che entrambi i risultati sono stati raggiunti come ci eravamo impegnati con la filiera, quindi facendo prima la DOC Friuli e poi la DOC interregionale del Pinot Grigio e devo dire che tutti questi risultati non si fanno solo per l'accompagnamento delle istituzioni, si fanno se c'è una filiera unita che mette da parte ogni tanto campanilismi e antagonismi per guardare un attimo in più al bene comune. Voi punterete molto sulla ribolla gialla, che è uno dei prodotti di punta che avrà un grande futuro. Beh, ecco, questo è un altro dato, no? Spesso noi siamo un po' invidiosi di altre realtà, ci siamo detti ma insomma tante altre regioni, tanti altri territori sono riusciti a lanciare dei vitigni nuovi che hanno incontrato il gusto delle persone. Oggi dobbiamo dire che i dati statistici ci dicono che la ribolla gialla è il vino che cresce di più sia in termini di produzione che di valore in tutta Italia. Quindi siamo primi in Italia in percentuale per la crescita di questo vino e penso che sia una grandissima opportunità da gestire, perché ovviamente è un vino poliedrico che incontra molto il gusto del cittadino e credo che ormai si ritrovi in quasi tutte le realtà italiane e penso che possa avere anche un grandissimo aumento dell'export. I vitigni autoctoni non sono in crisi. Sì, anche qui ha fatto bene a farmi questa domanda, nel senso che ogni tanto ci sono delle leggende metropolitane. È vero che stanno crescendo moltissimo alcuni vitigni internazionali, penso al Pinot Grigio, ma penso anche allo stesso Prosecco. Ma ci sono dei vitigni autoctoni che stanno crescendo nella stessa identica maniera, anzi noi non abbiamo segnali di vitigni autoctoni in calo, sta crescendo il friulano, sta crescendo il refosco, sta crescendo la ribolla gialla, quindi l'intero settore, non un vino o un vitigno che sta trainando gli altri, l'intero settore sta crescendo, credo che questo sia il dato più importante da far percepire al cittadino e anche agli stessi produttori.